Buon lunedì, il 22 aprile 2024, siamo come sempre presenti per commentare le prestazioni del Catania all'indomani di un'altra gara assolutamente da dimenticare come quella vista contro il Sorrento sul terreno di Potenza. Un Catania che adesso è veramente sull'orlo del baratro, ci riferiamo chiaramente a quella che può essere la lotteria dei play-out, perché le speranze di una salvezza sono davvero appese ad un filo, salvezza diretta che poi può significare tanto altro. Comunque avremo tempo stasera per parlarne con dei numeri e ipotesi che faranno venire il mal di testa. Grazie comunque per aver scelto anche questa sera Corner e devo ringraziare per essere con noi come sempre Angelo Patanè. Buonasera Angelo, ci vuole grande spirito di abnegazione per collegarsi adesso per una trasmissione che parlerà di numeri ma penso anche di concetti. Alessandro Vagliasindi che ci farà venire il mal di testa. Buonasera. Grazie. Grazie, avrei fatto volentieri a me. Il nostro Archimede pitagorico. Stamattina che elaboriamo grafiche, che studiamo, che poi... Ne avrei fatto volentieri a Capisco perfettamente, grazie anche a Carlo Breve. Buonasera Angelo, grazie che a voi. Stasera veramente sta facendo prima un della grande... sua partenza per la Cina, che però insomma ci consentirà di vederlo per l'ultima partita della regular season di questo campionato e poi tutti a fare il tifo per Carlo Breve che fa l'istruttore di calcio nelle scuole cinesi, che mi sembra davvero un fiore all'occhiello, un vanto per tutti quanti. Grazie anche a Telecolor sicuramente. No, assolutamente, vanto per te, per quello che hai fatto. Dobbiamo salutare e ringraziare come sempre per essere con noi stasera la nostra Naomi. Buonasera Naomi. Buonasera Angelo, io al pensiero della puntata che stiamo per affrontare stanotte non ho dormito, c'è stato un pool di tecnici, comitato tecnico scientifico e alla fine speriamo di dare una risposta a tutti i dubbi che in questo momento attanagliano voi tifosi. Allora ragazzi, prima sento dei ritorni in studio con un audio che arriva anche dall'altro studio, cioè dove sono collegati i cugini. Buonasera, è già aperto il collegamento. Buonasera ragazzi, buonasera. Buonasera Angelo, buonasera ciao, a ragazzi. tutti. Non vi vediamo, ma vi sentiamo, questo già è tanto. Ecco, adesso vi vediamo anche. Okay. Benissimo, ciao. Grazie. Allora, prima però di cominciare la nostra trasmissione, le nostre discussioni, stasera abbiamo da assolvere, devo dire anche piacevolmente, un compitino fra virgolette, perché c'è una bella iniziativa legata a un gol per la solidarietà, alla partita diciamo, che organizza ormai da 16 anni Luca Napoli per poi diciamo, sostenere tante belle attività. Quest'anno la manifestazione è dedicata ad esempio alle donne che subiscono violenza, a loro andrà una parte dell'incasso, così come anche alla Caritas, ma di questo ci parla Naomi, a te. Esatto, perché in mezzo alla tempesta che in questo momento travolge il Catania c'è un raggio di sole che colpisce proprio il Massimino con l'evento che si svolgerà il 24 aprile, proprio mercoledì, un gol per la solidarietà organizzato da Luca Napoli All Star Sicilia. C'è un certo Alfio che vuole mantenere l'anonimato sul suo cognome, perché il nome lo sappiamo, è Alfio, che ha regalato 10 ticket e saranno in palio proprio questa sera a voi amici di Corner. Ciò che dovete fare, ve lo dico, molto semplice: la linea WhatsApp oggi servirà a farvi vincere un ticket, quindi oltre ai lamenti che ci raccontate ogni settimana, anche a questo 342 771 28 55 dovete mandare un messaggio con scritto un gol per la solidarietà. I primi 10 messaggi che arriveranno si aggiudicheranno il tagliando per assistere appunto al match che si svolgerà il 24 aprile, questo quadrangolare di calcio con tante celebrities. Attenzione però, devo dire anche una cosa Naomi, che bisogna aspettare perché già immagino che sia. Allora io dico alle persone che già praticamente abbiamo, se non l'hai detto prima hai finito i biglietti, ancora devi dire ci sarà un gong, il gong è già finito, un gong al via di Gagliano che è il nostro anche notaio oggi, è pure notaio. Possiamo dire stop? Già è finito? Possiamo dire stop? Ancora, forse ancora c'è qualche ancora deve partire ufficialmente. Allora tu mi avevi detto che ci sarà un gong. Il gong lo facciamo noi. E il gong lo fai tu, fai pure il gong, fai il notaio, il gong, conduci, vice direttore, ma che devi fare più? Devi raccogliere le arance e siamo a posto. Siamo a posto, va bene. Allora abbiamo fatto il gong di partenza. Questo è da ora, dalle 20:50. No, possiamo chiudere.
Io me ne sto andando oggi. Va bene, abbiamo finito, ragazzi. Già a breve vi diremo chi è che ha vinto. 10 biglietti sono già andati via. Già assegnati, ok. Lo possiamo certificare. Stop, fermatevi, non chiamate più, non scrivete più, non chiamate più, non scrivete più perché un gol per la solidarietà, basta, stop. Abbiamo finito i biglietti. Cioè, manco il tempo di dire che gioca Carlo, gioco io, mentre Alessandro abbiamo detto che abbiamo ci segue finito. Da Siviglia. A Sì, vedere mi seguo, vado al barbiere a farmi le basette a Siviglia. C'è chi va in Turchia. Intanto devo ringraziare gli amici da casa che sono stati davvero tempestivi, velocissimi. Abbiamo già chiuso con questi 10 biglietti volati via improvvisamente. Chiederemo a Luca magari se ci mette a disposizione qualche altro biglietto. Ma non Alfio. a Luca Napoli come organizzazione, Luca perché Alfio ha già fatto il suo e quindi non può dare ci vediamo di più. mercoledì, ci saremo anche noi. Abbiamo detto stop con al televoto. Benissimo, adesso riprendete a messaggiare però per parlare di questa partita. Un momento di così, ci siamo un po' distratti. Di svago, ecco, in un contesto drammatico calcistico. È difficile stasera poter diciamo, parlare di questa partita perché parlo con Carlo subito, immediatamente. Carlo, quella di ieri sera. Poi magari vediamo il riassunto, vediamo la copertina con Massimo Ceraulo che ha montato tutto e ci fare vedere quello che è successo. Ancora una volta però abbiamo rivisto quello che è stato un film per tutta la stagione. Intanto in trasferta nel girone di vittoria Catania ha fatto soltanto un punto ed è veramente un dato terrificante, passatemi questo termine perché è veramente terrificante, ma soprattutto a questo va aggiunto 17 sconfitte in campionato, Carlo, con tutta la buona volontà. Su 37. Su 37. Sono numeri impietosi, Angelo. L'andamento di questo campionato parla molto chiaro. Il Catania, per una squadra che costa qualcosa come più di 9 milioni di euro. Sicuramente ha fatto degli investimenti importanti e paga il mercato di gennaio dove ha rivoluzionato un'intera rosa con tutti i problemi che ne sono derivati. Quella di ieri veramente faccio fatica ad analizzarla dal punto di vista tecnico-tattico. Quello che mi ha sconcertato di più è stato l'atteggiamento della squadra. Ieri non sapevo che cosa chiedere a Michele Zeoli perché non c'era da parlare né di tattica né di scelte, che sicuramente qualche scelta secondo me non è stata opportuna, ma soprattutto dell'atteggiamento della squadra molle, ma l'ha detto lui stesso, atteggiamento di una squadra che va in una partita dove si gioca la stagione, non può essere quello del Catania di ieri. Il Catania di ieri ha avuto un atteggiamento di una squadra che non aveva nessun interesse a fare il risultato, così come non aveva interesse pure il Sorrento. La cosa grave è questa, che il Sorrento però non interessava nulla, si vedeva, era una squadra che era lì a giocarsi una partita tranquilla di fine stagione, l'hanno vinta facile senza faticare e il Catania gli ha offerto la vittoria su un piatto d'argento. Questa un atteggiamento la cosa brutta è stata l'atteggiamento è stato veramente penoso della partita. Quella non è una squadra di ieri. Però il Catania ci ha abituato anche dopo questo tipo di prestazioni ad altre prestazioni che quando nessuno se lo aspettava e lo davano per morto è riuscito a fare delle prestazioni da squadra che hanno alla fine dato quel poco di risultati che sono arrivati, quei pochi risultati che sono arrivati con la conquista della Coppa, compresa la conquista della Coppa, sono stati frutto di prestazioni da squadra. Quindi ci auguriamo che l'ultima giornata, quest'andamento così altalenante, dia quest'ultima chicca di una prestazione importante per poter battere il Benevento. Allora, grazie a Carlo per questo tuo primo intervento, avremo tempo chiaramente per tornare poi sulla prestazione di ieri sera, ma la rivediamo un attimino, è un sacrificio probabilmente per molti, un po' per tutti, ma ci fa capire molte cose, che cosa ci farà riflettere. Vediamo il montaggio che ha realizzato il nostro Massimo Ceraulo, la partita di ieri finita 3-2 per il Sorrento con un Catania che negli ultimi 5 minuti ha cercato in qualche modo di una pervenza di reazione, ma forse, anzi sicuramente era già troppo tardi. L'illusione svanità, la folla in silenzio, il cuore che palpita.
la tristezza nell'aria, il sogno cancellato, una partita persa, in un attimo svanito, le lacrime che scorrono, l'amarezza che resta, il campo di battaglia ora un deserto di tristezza, le speranze infrante, il dolore che si fa strada, una sconfitta amara, l'emozione tradita, lacrime amare che scendono come pioggia, un dolore profondo che ferisce l'anima, ma rialzeremo la testa con forza e tenacia, perché la vera vittoria nel sapersi alzare. Lacrime amare che scendono come pioggia, un dolore profondo che ferisce l'anima, ma rialzeremo la testa con forza e tenacia, perché la vera vittoria nel sapersi alzare. Lacrime amare che scendono come pioggia, un dolore profondo che ferisce l'anima, ma rialzeremo la testa con forza e tenacia, perché la vera vittoria nel sapersi alzare. Allora, parto da Angelo Patanè, abbiamo sentito prima Carlo prima di rivedere la partita, adesso vengo da te Angelo, perché dicevo prima quello che abbiamo visto ieri sera è un film già visto, un film che purtroppo è bruttissimo e che non fa presagire un finale bellissimo. Angelo, il nostro lavoro è quello complicato di esprimere ciascuno di noi le nostre opinioni prima che gli eventi accadano, no? Perché se lo facciamo dopo diventa tutto così incredibilmente facile, non ha bisogno di avere un'interfaccia con un giornalista e vanificare la nostra professione. Ieri, prima dell'inizio della partita, avevo così sottolineato alcuni appunti riflessivi su quello che era accaduto nella settimana di preparazione di questa partita. E in una puntata come quella di oggi, che parlerà di numeri... Se il Catania va ai play-out perde i play-off, certo. Certo. Chiaro. E scatta all'11° posto disponibile per accedere ai play-off del girone C. E allora, in una puntata che parlerà di numeri, dove io sono autodichiarato somaro di numeri, ma mi riporto indietro qualche migliaia di anni e parto dai greci, no? Perché una parola importante, Naomi mi sta guardando male come al solito. Vabbè, notte. Ragazzi, stiamo iniziando 2018. Esatto. No, partiamo da anarxo, che è anarchia. L'anarchia è di cui la parlava storia. Platone De Repubblica, esatto. no? È quello che è il tema conduttore della stagione di questo Catania. Anarchia, cioè assenza di governo, deficit di governo. Angelo, una chiosa. Sì. Platone diceva: la troppa democrazia porta all'anarchia. E quindi anarchia, privazione di governo, deficienza o inefficienza del governo, anarchici è l'altro tema di questa puntata e di questa esperienza calcistica, e poi il bastone e la carota. Sono i tre argomenti che un po' sottolineano il momento di questa squadra. Accade la settimana scorsa che viene veicolato l'audiomessaggio di Michele Zeoli e ne viene fuori un rapporto di anarchia, di anarchici e una decisione, reputo ancora una volta, in linea delle scelleratezze di una società professionistica di calcio, cioè quello di consentire
a quisque de popolo, a tutti quanti, di raccogliere le scuse pubbliche di un allenatore di calcio che in un audiomessaggio confidenziale dichiara apertamente di sentirsi solo e di sentirsi un manichino all'interno di uno spogliatoio. È la prima volta che succede nel mondo del calcio professionistico, forse che venga veicolato un audiomessaggio di un allenatore, ma è altrettanto vero che per un fatto remoto e conosciuto alla dirigenza il fatto di avere comunque consentito, comunque permesso che le scuse di un allenatore giungessero attraverso il canale ufficiale della società è un vantaggio incredibile che hai dato a una squadra di anarchici, perché la squadra di anarchici ti ha immediatamente ricambiato con una prestazione come quella di ieri, cioè hai preteso le scuse ufficiali dell'allenatore che nell'audiomessaggio aveva coinvolto le vicende umane non professionali dei giocatori, valutati come uomini, non hai all'epoca preso provvedimenti contro un giocatore che in altri momenti e con la stessa società avrebbe avuto una sanzione disciplinare rigorosissima, confidando in una reazione di squadra che non si è verificata. E da lì arriva il concetto del bastone e della carota, cioè hai riempito di carote la squadra e hai bastonato l'allenatore, però di fronte all'ennesima disfatta umana e tecnica di questa squadra utilizzi a 90 minuti dalla fine del campionato, per la prima volta nell'arco di questo intero campionato, un autentico ritiro punitivo che parte il martedì e finisce il sabato. Altre volte era accaduto che il Catania avesse ordinato 2 ritiri. No, ma ho finito. Sì. Dopodiché per i numeri ve la raccontate voi, perché per me insomma il concetto è che il Catania deve vincere la partita e non fare come negli anni 80-90 come finirà questa partita con le radioline. Però oggi utilizzi per la prima volta il bastone severo, quasi a volere fare una marcia indietro, quando o avresti dovuto esonerare Zeoli nel momento in cui succedono i fatti di Turris Catania, o altrimenti difenderlo e dire: sono fatti conosciuti da questa società, li abbiamo risolti nel contesto societario, siamo tutti con Zeoli, la situazione è compattata. Invece esponi Zeoli alle scuse pubbliche non necessarie, responsabilizzi una squadra di irresponsabili, perché questo è quello che dice l'andamento del girone di ritorno, e oggi decidi un ritiro punitivo per la prima volta che si concluderà sabato. Tu che hai sempre pensato che i ritiri punitivi sono fuori luogo o fuori tempo. Benissimo, allora abbiamo sentito Angelo. Questa, dopo per i numeri la raccontate voi. In questo primo giro, Alessandro, devo dirti una sola battuta in 30 secondi. Ma la considerazione più evidente è che quest'anno 17 sconfitte, penso di aver visto le peggiori partite del Catania della sua storia in Serie C, da quando insomma io ho contezza di fatti legati al calcio Catania. Io non mi ricordo le prestazioni così brutte, così piatte, proprio intrise di nulla. Non me le ricordo. In una stagione può capitare che per 2 o 3 partite si spegne la luce, ci sta il fisiologico, ma qua siamo a 17 sconfitte, alcune delle quali veramente inconcepibili. Cioè, il Catania tra Francavilla e ieri, con 2 pareggi, aveva chiuso tutti i discorsi. Ma né a Francavilla né ieri ha mai dato la sensazione di voler vincere la partita. Cioè, ieri tra Francavilla e ieri passa davvero una autostrada, perché a Francavilla sentivi la percezione di una squadra, il Francavilla sconfitto dal Brindisi, che aveva contestazione, un interesse a vincere una partita. Però dico, ma ieri giocavano con gli infradito da parte, dovevi giocare con le scarpe da ballerina per vincere la partita, non c'avevi bisogno di un allenatore, non avevi bisogno di niente, andavi lì, facile. E allora la considerazione è questa, Angelo: dal file audio abbiamo capito che comunque questo è un gruppo fatto di tanti mini gruppi, e quindi da questo non può esserci una squadra intesa come
compatta, che si aiuta in campo, che ha ben preciso qual è l'obiettivo della partita. Se ci sono state tutte queste prestazioni così sconcertanti, mi chiedo, ma la valutazione settimanale di questo gruppo, prima che arrivi in campo per la partita ufficiale, a chi è stata affidata, con quali criteri e con quali risultati? Perché ci può stare che magari un allenatore, per carità, Michele Zeoli ha tutta la mia stima, si è preso una patata bollente enorme, incandescente, però è ovvio che non ha un'esperienza specifica di queste situazioni, è al suo primo mandato di un certo tipo, ci può stare che abbia dei momenti anche lui di scarsa lucidità, ma sopra di lui ci dovrebbe essere un gruppo dirigente che osserva, giudica e se necessario interviene. Qui tutte queste partite che sono preparate durante un arco temporale ben preciso e che poi esprimono quello che abbiamo visto ieri a Francavilla, a Picerno, in tante altre partite, non le stiamo qui a elencare perché sono anche troppe, mi chiedo perché si arrivi a questo, cioè non ci può essere un modo non ci poteva essere un modo per prevenire tutto questo con una gestione attenta e oculata durante la settimana? Punto di domanda. Punto di domanda, ci fermiamo qui per adesso, fra poco faremo sentire i primi messaggi, già stanno girando, pubblicità e ci ritroviamo fra pochissimo. Solo schermaglie per adesso iniziali, andiamo da Naomi per i primi messaggi da leggere, mentre chiaramente continuano a scorrere gli altri messaggi che continuamente siamo arrivati. Messaggi che cominciano ad arrivare alle... Avete volete un primo test di messaggi? Sì. Fino a questo momento credo siano 230-240 messaggi già arrivati in meno di 20 minuti. Io parte del gruppo comincio a leggere messaggi dalle 4 di pomeriggio, ma voi alle 4 di pomeriggio, ma pensate a noi, mannaggia a voi. Comunque scrivono, dire che sono arrabbiato e dire poco. Ho come la strana impressione che i giocatori stanno giocando non contro le squadre avversarie, ma contro chi? La società, gli allenatori o contro se stessi? Che ne pensate? Solo un'impressione la mia, scrive Joseph. E difficile che i giocatori giochino contro se stessi, anzi ti assicuro che sarà una prestazione da incorniciare quella, speriamo, di domenica, perché là rischiano la risoluzione del contratto nel caso in cui si tirano dentro nei play-out e non dovessero riuscire a risollevarsi, e lì ci sarà, diciamo, l'animo. Perdono tutti i contratti. Esatto, e là invece guarda che partita. E in quell'ipotesi difficile che trovino poi squadre con biennali che vogliano accaparrarsi le loro prestazioni dopo una stagione del genere. Scrivono, non voglio essere Cucca, ma faremo i play out. Alessio 1942, non sei più Cucca, sei realista in questo momento. Se questa prestazione del Catania è il massimo sforzo che i giocatori possono fare, allora fateli curare perché hanno l'emoglobina bassa e difettano di ATP e fosfocreatina, scrive Gaetano. Adenina, timina, citosina, quelle cose là. Un medico, un biologo, un analista. Professore di educazione fisica, il mio professore era fissato con queste cose, ce le ripeteva sempre. Domanda per mister Breve. Zeoli, secondo lei, è all'altezza di allenare il Catania, vista la sua esperienza ridotta come allenatore? Zeoli è stato scelto perché conosceva la squadra perfettamente, conosceva l'ambiente ed è stato scelto a poche giornate dalla fine. Sarebbe stato un tantino azzardato chiamare un terzo tecnico a quel punto del campionato, quindi hanno scelto la soluzione interna per dare continuità al lavoro che si era fatto. Conosceva benissimo l'ambiente, da 2 anni che è qua, è uno che ha indossato la maglia rossa-azzurra, poteva essere l'uomo giusto. È chiaro che in un momento così tribolato e difficile sta pagando anche lui lo scotto di una esperienza limitata in questo settore. Ti faccio una domanda invece. Scusami, Angelo, solo per dare al volo 2 numeri a chiosa di quello che dici tu. Tabiani 15 punti in 12 partite, stiamo parlando di campionato, 15 punti in 12 partite, 1,25 di media a partita, punti a partita. Lucarelli 20 punti in 17 partite, 8 in casa e 9 in trasferta, 1,18 media punti a partita. Zeoli 4 partite in casa, 3 in trasferta, 7 punti in 7 partite, 1
un punto di media partita, la media punti più bassa, con il maggior numero di partite in casa. La domanda che ti faccio invece è un'altra, secca, ma esonerare Lucarelli è stata una scelta saggia a quelle condizioni in quel momento? Non so Angelo che tipo di dinamiche ci sono state all'interno del club per decidere l'esonero di Lucarelli. Io non me lo sarei aspettato dopo che c'era stato un progetto così forte dove Lucarelli era l'attore principale di quel progetto, non me lo sarei aspettato. Domanda. Sei stato tu bravo ad anticiparlo, ma io non ci credevo che potessero esonerare Lucarelli, visto che il progetto era stato proprio fondato su di lui. E allora domanda invece personale, soggettiva. E dopo quello che è accaduto a Torre del Greco, ti aspetti un esonero a quel punto del tecnico Michele Zeoli, o alle scuse di Zeoli ti aspetti una sanzione disciplinare per Chiricò che aggredisce Zeoli e fa le sceneggiate in tribuna? Secondo me quelle situazioni succedono spesso nel calcio, mi sono successe tranquillamente, cioè capita di avere un diverbio forte con un calciatore e lì insomma deve anche intervenire, sicuramente la società ti deve un attimino coprire le spalle, tutelare, però non so realmente cosa è successo, cioè, lo sappiamo da quest'audio quello che è successo e abbiamo sentito i rumors di questa aggressione verbale di Chiricò che nel pullman ce l'ha raccontato, che nel pullman live, sì, quello che era successo. Esatto, che c'era stato questo alla fine del primo tempo, poi c'è stato questo scontro nello spogliatoio, ma questo l'abbiamo saputo dall'audio, non lo sapevamo di questo scontro nello spogliatoio e di quello che è successo dopo. Se tu mi chiedi se io mi aspetto lì l'esonero dell'allenatore, no, in quel momento no, non me l'aspetto per una questione del genere l'esonero dell'allenatore. Ci sta che ci sia uno scontro feroce, che l'allenatore possa insomma alzare la voce e magari scappare qualche parola offensiva, ma si chiude nelle quattro mura dello spogliatoio, finisce lì secondo me. Dovevano essere insomma bravi entrambi a chiudere il discorso per il bene comune, che è sicuramente la salvezza del Catania. E se all'allenatore pretendi le scuse e non fai altrettanto dal giocatore e non utilizzi lo stesso criterio, bastone bastone, carota carota, no? E utilizzi un criterio diverso, bastone per uno, carota per l'altro, salvo poi dopo 10 giorni invece fare adesso l'esatto contrario, no? Perché oggi il bastone ce l'hanno i giocatori, la carota in fondo se l'è presa per merito Zeoli nella peggiore partita tecnica che ha diretto. A quel punto non crea ancora di più un'anarchia nel contesto di questa squadra? È una gestione particolare di questa situazione, non è stato, sicuramente non è limpida, ecco la gestione, ho trovato l'aggettivo giusto, ma mi risulta che ci siano state poi anche le scuse di Chiricò davanti alla squadra a Zeoli, no? dell'accaduto. Non è facile esprimere cosa doveva succedere in questa situazione, non è veramente semplice, sicuramente è un momento delicatissimo e la nave sta sprofondando e domenica veramente se riescono a compattarsi di nuovo, e lo hanno fatto in determinate situazioni, vincere non sarà semplice. Carlo, perché due domande secche. si incontra una squadra molto ragazzi, forte. però abbiamo molto forte. Due domande secche. Solo è un due. caso che Lucarelli e Zeoli nelle loro interviste hanno sempre parlato di punti salvezza e mai di punti playoff? Dico, riguardando le registrazioni da allora ad oggi. Lucarelli aveva detto chiaramente puntiamo alla Coppa Italia per arrivare noi abbiamo una scorciatoia. Lucarelli ha parlato in maniera chiara del fatto che dopo il mercato di gennaio loro avrebbero dovuto fare una cosa speciale, riuscendo a diventare squadra nel giro di qualche mese, cosa che non è riuscita, ma era chiaro. Dal primo giorno e ha parlato sempre di questo obiettivo da raggiungere per raggiungere i playoff e avere un sogno. Zeoli parla giustamente perché la realtà in questo momento è salvare la barca. È una realtà davvero drammatica. Adesso vedremo con i numeri, con la crudezza dei numeri, qual è la situazione del Catania. Sai cosa? Sì, in questa squadra non si vedono calciatori pensanti. In varie zone del campo, non necessariamente a centrocampo, che di solito... Ma pensi che sia soltanto un problema di pensiero o anche di qualcos'altro? No, sono giocatori, secondo me, che hanno dei limiti
proprio da un punto di vista di espressione della personalità, del modo di stare in campo, di aggredire, di fare i movimenti che servono per vincere le partite. Cioè la sensazione è chiara, è questa, che è una squadra che va sempre a un'unica velocità, dove non ci sono un giocatore picchi. di grande personalità è sicuramente Monaco. No, non è un problema di personalità, qui quello che dice Alessandro è che non c'è mai la giusta cattiveria, non c'è mai stata la reazione, quella rabbia, quella voglia di aggredire l'avversario agonisticamente parlando. Attenzione, cioè subisci il gol, la squadra non ha quell'impeto, devo andare a pareggiare, continua a fare quello che faceva prima, e questa è la riflessione che va fatta in qualche sprazzo di qualche partita. È proprio questo, diciamo, l'ha avuta in qualche sprazzo di qualche partita. Ma guarda, 5 partite in tutta la stagione tra campionato e Coppa, sicuramente. E Coppa. Adesso però, prima di addentrarci nei numeri, Alessandro, facciamo una breve pausa, ci colleghiamo con i cugini. Prima dei cugini però volevo sentire 4-5 messaggi veloci da Naomi, e poi vediamo le prime pagine dei quotidiani, così magari un po' di spensieratezza, ma è difficile in questo momento poter avere questa spensieratezza. Anche per loro è complicato. Esattamente. Hai ragione, a me lo dici, guarda. Qua c'è pure una lamentela canora. Buonasera, giocatori del Catania. Si deve fare ascoltare ogni giorno la canzone di Morandi che, fra le altre cose, dice: si può dare di più senza essere eroi. Enzo 45. Vedi i testi una volta. Buonasera, ieri la squadra era sconcertata. Non basta il mental coach, ma l'ospedale, scrive Riccardo da San Pietro Clarenza. Tante cose servirebbero. Buonasera, sono un grande tifoso del Catania. Una cosa si deve fare: cambiare allenatore e richiamare Lucarelli. Sempre Forza Catania. Sì, abbiamo voglia. L'ultima partita ci rimane, che vogliamo fare? Una precisazione, Naomi, e poi ti ridò la parola. Nell'occasione in cui Grella è venuto qui ospite in studio, cos'era, un mese fa? Sì. A mia domanda se Lucarelli fosse stato o meno esonerato, lui rispose sì, è stato esonerato, ma si era discusso di poi depositare una risoluzione di contratto consensuale. Scrivono. Che mi risulti questa risoluzione consensuale non è ad oggi stata depositata, quindi teoricamente oggi Lucarelli è ancora al libro paga del Catania e teoricamente è richiamabile. Chiusa la chiosa, a te Naomi. Avete il numero, chiamiamolo, no, adesso, vabbè. E Cianci in panchina nei minuti finali ha piazzato 2 belle pappine. Come giustifica Zeoli? Zeoli ieri ha detto che sempre con Cianci abbiamo preso 3 gol, giusto? Ma non è un difensore, Cianci. Appunto, e però questo ha detto lui e questo vi riporto io. C'ero ieri, non so se qualcuno se ne è accorto. La società dovrebbe tutelare l'allenatore, battere i pugni sul tavolo e strigliare i calciatori ricordandogli il loro status da professionisti. Non l'hanno evidentemente fatto, comunque per il momento mi fermerei qua. Naomi, grazie. Adesso qualche minuto, stacchiamo per qualche minuto questa tensione, andiamo dai cugini. Chiedo a voi di essere altrettanto veloci per quello che potrete, perché abbiamo da far vedere una serie di tabelle, di grafiche, di slide che abbiamo preparato, quindi dobbiamo cercare di compendiare tutto. Ragazzi, a voi. Quindi anche noi, il compito è sempre più difficile. Comunque io voglio dire a Vagliesindi che se vince l'ultima partita mister Zeoli supera Tabiani, va a 1,25 come media, quindi speriamo ogni tanto il mio matematico deve uscire fuori. Auguriamo che sia così. Speriamo nettamente. Cominciamo quindi col chianchiere dello sport, che intitola Viro gruppo quando è spento, spira tanto scoramento. Esatto. A Potenza il Catania perde anche con il Sorrento e torna di prepotenza a dire la sua in zona play-out. Prepotentissimamente. Vediamo cosa dicono i mister. C'era mancata sta zona. Zeoli analizza la gara con Campani. Abbiamo provato ad onorare l'impegno, ma i ragazzi erano già con la testa in vacanza. L'allenatore del Sorrento Maiuri invece dice: per noi era la partita dell'anno, avevamo bisogno di questi 3 punti per salvarci contro un Catania che a quanto pare non aveva più nulla da chiedere a questa stagione. Si è ribaltato i ruoli. Ma attenzione però, perché adesso interviene il pugno duro della società. Esatto. Il vicepresidente Grella tuona. Forse avrebbero potuto giocare un po' meglio. Non contento però poi rincara la dose. In settimana nei classici colloqui privati delle 5 offrirà intanto ai giocatori tè e biscotti e poi proverà a spronarli. Buongiorno messere, credo che abbiate finito il vostro credito. Contro il Benevento ora non dobbiamo perdere o forse dobbiamo vincere.
Oh, non confondermi, adesso vai a giocare. Spero di non essere stato scortese. Arrivederci. Più o meno questi saranno i colloqui delle 5. Un po' british così. Molto british. Ambiente tossico. Per rendere il clima più congeniale alle aspettative societarie, sin dalla partita col Benevento saranno ammessi allo stadio solo tifosi col tight, Sì. il papillon ed una parrucca ottocentesca. Bella. I cori da stadio verranno sostituiti con della musica da camera. Saranno banditi i torpiloqui e si potrà battere le mani solo se provvisti di guanti. Bianchi però, guanti bianchi. Puliti. Esatto, così. Bon ton. Sport brass. Gli sport brass sono fasce elastiche indossate come un reggiseno che servono per registrare le performance atletiche dei calciatori che le indossano. Contengono al loro interno un sistema GPS che registra tutto quello che succede e quello che il giocatore fa in campo. E questo è il problema. E questo, esatto. Questo è il vero Dopo problema. la sconfitta infatti col Sorrento, il Catania le ha restituite tutte perché i dati pervenuti erano così scarni da rendere del tutto inutile il loro utilizzo. Cioè, ma era inutile, potevano ittare queste cose, Per giustamente. chiudere il chiacchiere, una bella notizia. Una bella notizia di cronaca. Cronaca così diciamo, di spettacolo. Spettacolo, esatto. Ligabue in concerto al Cibali. Concerto a sorpresa per il famoso cantante Emiliano. E nel manto erboso che finalmente sarà calcato da professionisti. Ci voleva. Almeno uno. Almeno tutta la stagione. Ligabue canterà alcune delle sue più famose canzoni in onore alla stagione rossaazzurra. Tra queste vi saranno Urlando contro il cielo, Cosa che facciamo sempre. Una vita che impreghiamo. Anche questa. Questa mi ricorda un po' di pezzi, vabbè. Balliamo sul campo. Questo succede ogni trasferta. Piccola squadra senza zelo. A che punto ora? A che ora? Scusate, a che ora è la fine del campionato? Esatto. Speriamo presto. E l'ultima, la più importante, ho perso le parole. E molte, sì, noi l'abbiamo perse già da un bel pezzo. Passiamo al resto del librino. Che intitola? Che intitola a 7 caratteri cubitali. Almeno contro Benevento, Piffauri, Putemu Iucari. Dai, almeno l'ultima, solo almeno Una. Un Catania in tenuta da passeggio per dell'ennesima umiliante trasferta contro un Sorrento sceso in campo con le ambizioni di chi ormai spidì un campionato e non vede l'ora da ricogliere i barattelli. Tante che hanno fatto pure pizza Sì, nell'intervallo. pizza, tutte tante eravamo 150. non è che- Allora, il Catania però si fa come sempre sul classare, assoppando 3 gol e l'ennesima incommensurabile, epica mala compassa. Riusciranno i nostri eroi a giocare decentemente a calcio nell'ultima importantissima giornata di campionato? Speriamo di sì. L'ultima. Almeno una. Sì, dai, Fatela. l'ultima. Impegnatevi per una. L'ultima. Sono già in ritiro, attenzione. Le interviste post gara. Una. Come spesso ultimamente accade, è solo Mr. Zeoli a metterci la faccia, scusate. L'allenatore, lasciato come sempre solo ed in balia degli eventi, ha commentato: siamo stati passivi e molli. Sabato ci aspetta la vera finale di questa stagione e speriamo che i giocatori abbiano intenzione di giocarla. Sì, il sentimento è quello, un po' più di tutti. Se mi sento protetto dalla società, mi sento come se dovessi andare in guerra con al mio fianco Franco e Ciccio. Sì. Schifio finivo. Esatto. Rientro nelle mattinate. La squadra ha subito un notevole ritardo al ritorno in sede. Il Puma ha dovuto rallentare drasticamente. A molti giocatori, infatti, viene la nausea quando si corre in maniera eccessiva, ovvero superando i 6 km/h. Sì, dopo i 6 chilometri. Un po' come il campo, un po' come il campo. Sì, vertigini. Così non sono abituati. In edicola con il resto librino anche questa settimana un bel regalo, il libro Etica del lavoro e cucina, un affascinante discorso morale su come onorare il proprio lavoro senza mangiare pane a tradimento. Sì, un mix di E cultura. ora e per il cucina. piacere di Patanè chiudiamo Esatto, con la chiosa chiosa del direttore Pittera, come potta chiunnare un menefreghismo del genere. Esatto. Andiamo all'ultimo giornale che oggi che TV Sorrisi e Sfincioni, che oggi proprio è dedicato. È un po' monotematico, È monotematico. anzi monocanale diciamo. Monocanale, esatto. Ed è tutto dedicato, diciamo, a lunedì su Netflix. Lunedì alle 15 la favola Il Pinocchio di Collodi. A seguire sempre su Netflix. Alle 17 Sport, replica del 1998, Catania e Lodigiani. Oh, bella partita. Ancora alle 19 il film Se non parli esplodi. Sempre su Netflix. Per chiudere alle 21 in prima serata il concerto di Elodie. Ah, sempre solo sul Netflix. Finito lunedì, l'indomani C'è gente che sta tutto il tempo con Netflix, giusto per non cambiare. Martedì alle 20:30 The British Style. Bello. Film drammatico. In un mondo dominato da caos e anarchia, un sognatore tenta di ristabilire l'ordine in maniera educata e con colloqui privati. Sì, ci riuscirà, speriamo di sì. speriamo di sì. Abbiamo una sola piccola considerazione. Sì, Dal nostro mi scrive Sicuta West. Daniele D'Agostino che commenta così la disfatta del Catania. Avevamo una difesa indifendibile, dopo magari l'avvocato Taormina s'abbaruassi. Vero. Grazie ragazzi. Allora noi torniamo in studio perché adesso
non sono più considerazioni ma sono dati reali. Cominciamo, Alessandro. Non si può dire che sono proprio cattivi, stavo dicendo un'altra parola, però in televisione non si può dire. Non si può dire. Non si può dire, però nel senso buono si può anche dire, no? Che è quella che avrebbe detto Zeoli a qualcuno, a Chiricò, ma loro lo sono davvero, perché questa storia di Netflix è proprio una bella rasoiata. Bene. Bravi ragazzi. Allora, Alessandro, cominciamo a fare luce in una situazione ingarbugliatissima. Posso dire una cosa? No, prima dei numeri? hai detto troppo, basta. Allora, Patanè. devo dire che Patanè. Alessandro da 2 mesi... Basta, no, non devi dire... ma gli devo dare Facciamo atto. parlare Alessandro adesso. Posso dire però che lui da 2 Ma mesi... allora non è possibile così. No, faglielo finire, no? Da 2 mesi Sì. è stato il primo Me ne vado io e stasera. il più serio Scendo dalla sedia e me ne vado. a dire a tutti quanti, a metterci in allarme per una situazione che io Basta. personalmente Alessandro non lo ha recepito. Alessandro, facciamo vedere da cosa partiamo, Alessandro. Allora, intanto inizierei a vedere la classifica aggiornata della Serie C a 90 minuti dalla conclusione, quindi classifica dalla Juve Stabia al Brindisi, eccola qua. Per fare delle considerazioni generali poi entriamo nello specifico. Sì. Per quel che ci riguarda da vicino, in questo momento le diciamo, indiziate sarebbero Turris, Monopoli, Francavilla e Monterosi. Il Monterosi in questo momento non potrebbe disputare il play-out con la Turris perché ha 9 punti di distacco, invece ci sarebbe play-out Monopoli, Francavilla. Ok. Per quanto riguarda invece le posizioni di vertice, importante la considerazione che l'Avellino, perdendo a Taranto, è stato agganciato al Benevento e quindi a 90 minuti alla fine c'è in ballo il secondo posto, con la considerazione che in caso di arrivo a pari punti tra Avellino e Benevento, l'Avellino sarebbe secondo e il Benevento terzo in virtù dei confronti diretti. L'Avellino ha vinto sia all'andata che al ritorno. E attenzione, un'altra considerazione, il Taranto, vedete, ha 62 punti, ma tra parentesi c'è un -4. Il Taranto ha fatto un ricorso al collegio di garanzia del CONI e quindi in linea strettamente teorica potrebbe avere una riduzione di questa penalizzazione e quindi essere ancora più vicino ad Avellino e Benevento e quindi fare drizzare le antenne al Benevento su una possibile rimonta del Taranto per i risultati dell'ultima giornata, poi oltre il fatto della penalizzazione. Anche perché questo ricorso potrebbe fare slittare anche l'inizio dei playoff eventuali. Esattamente. Attenzione. Quindi questa considerazione teniamola buona perché ci può dare delle chiavi di lettura in più sull'ultima giornata. Tanto per complicarci, assolutamente, tutto più assolutamente sì. Adesso andiamo a vedere il calendario delle pericolanti, cioè gli impegni che riguardano le squadre pericolanti nell'ultima giornata che quindi, si giocherà. Parliamo della corsa salvezza. Il calendario solo delle pericolanti. Delle pericolanti, la corsa salvezza. Sì, ricordiamoci che... No, non è questa, la corsa salvezza... ci sono le 6 squadre, credo. Ci sono i simboli delle squadre con la partita che devono andare a disputare. Ricordiamoci, eccola qua, che tutte le partite si svolgeranno in contemporanea con calcio inizio alle 18:30 sabato 27 aprile. Quindi queste squadre hanno rispettivamente Potenza ospita al Viviani il Francavilla, che è una partita che vale tutto per entrambe. Il Francavilla per restare dentro l'ipotesi play-out per la differenza dei punti, esatto, il Potenza per uscire fuori da possibili classifica Vulsa, eccetera, eccetera. Catania-Benevento, Brindisi-Turris, Monopoli-Messina, abbiamo già detto appunto Potenza-Francavilla e Monterosi-Foggia. Anche questa è una partita che ha una valenza fondamentale, perché se il Monterosi battesse il Foggia potrebbe, in combinazione con gli altri risultati degli altri campi, rientrare nella griglia play-out, perché va a ridurre il gap dei punti di differenza con la quintultima. Da questo momento in poi andiamo sullo specifico e la regia ci può riproporre la prima schermata che abbiamo visto corsa prima. salvezza, così Naomi ci va a illustrare le varie ipotesi e noi via via le commentiamo. Sì, perché bisogna leggere attentamente tra le righe di questa Quindi di questa stiamo sulla schermata e Naomi incomincia dalla prima ipotesi.
La prima ipotesi è la più logica, quindi il Catania si salva se batte il Benevento. Successivamente, se e questo, dovesse... perdonami Naomi, è intuitivo, il Catania vincendo terrebbe dietro sicuramente la Turris e il Monopoli. Cioè nessuno potrebbe raggiungere. Non potrebbe raggiungere nessuno, quindi sarebbe salvo. E farebbe i play-off, ovviamente. Mentre laddove il Catania dovesse pareggiare con il Benevento, si salva se il Monterosi non batte il Foggia. Se il Monterosi non batte il Foggia e il Francavilla perde a Potenza. Se il Monterosi batte il Foggia e il Francavilla perde a Potenza. Se il Potenza perde con il Francavilla. Mentre se la Turris perde a Brindisi e il Monopoli non batte il Messina. Si salva anche pareggiando col Benevento se il Potenza vince con il Francavilla e la Turris non va oltre il pareggio a Brindisi. Fermiamoci un secondo su queste ipotesi, quindi pareggio al Massimino, Catania e Benevento, 0-0, 1-1. qualsiasi risultato non ha importanza. Se torniamo un attimo sulla schermata, abbiamo evidenziato ben 6 possibili combinazioni che garantirebbero al Catania la possibilità di salvarsi anche con il pareggio. Come vedete, nella maggior parte non entrare 43 punti. Non entrare nei play-out. Non entrare nei play-out e fare i play-off. Okay. Oppure non disputare i play-out perché il distacco dalla quintultima è superiore agli 8 punti. Dico, in tutte queste... E in questi ragionamenti quasi sempre la variabile a favore del Catania è che il Monterosi non batte il Foggia. Ora, se restiamo un attimo sulla classifica, Naomi, classifica sulla destra, possiamo considerare come il Foggia, anzi se la regia un attimo stacca, chiedo scusa, e ci riporta sulla classifica generale della Serie C, facciamo subito il ragionamento specifico sul Foggia. Allora, il Foggia ieri ha perso in casa col Cerignola e in questo momento è fuori dalla griglia playoff perché è 11° e tra l'altro è a questo punto anche indietro sui confronti diretti col Cerignola, quindi in caso che arriva a pari punti Cerignola e Foggia, il Cerignola precede il Foggia. Ma però, attenzione, se il Catania dovesse finire ai play-out, come abbiamo detto prima, scatta l'11° posto che classifica ai play-off nel girone C di Serie C. Quindi? E quindi il Foggia, che in questo momento è 11°, ha sicuramente un interesse a fare la partita a Monterosi e a stare attenta ai risultati degli altri campi, perché fino all'ultimo può maturare per il Foggia, ma ovviamente speriamo non per il Catania, perché abbiamo detto l'11° scatta se il Catania fa i play-out, quindi il Foggia fino all'ultimo, a mio avviso, dovrà stare in partita e cercare di vincere a Monterosi, cosa che può fare, o di non perdere a Monterosi, cosa che può fare perché comunque al di là dell'incidente di percorso dell'ultimo turno col Cerignola, il Foggia con il ritorno di Cudini aveva mantenuto una media punti molto alta negli ultimi turni. Torniamo a quella schermata, Naomi. Sì, perché il Catania si salva anche in caso di sconfitta laddove Turris e Monopoli non vincono, oppure solo con il Benevento perde col Benevento e arriva a 42 punti solo con il Monopoli, ma il Monterosi non batte il Foggia. Il Catania si salva se perde col Benevento e arriva a 42 punti solo con la Turris, ma il Monterosi non batte il Foggia. Questo perché? Perché sono le uniche ipotesi in cui, in caso arriva a pari punti, il Catania sfrutta il vantaggio di avere pari confronti diretti sia col Monopoli che con la Turris, ma di avere nettamente una migliore differenza reti generale rispetto sia alla Turris che al Monopoli. Non utilizzare cioè la classifica No, perché la classifica Wurz il Catania si inguaia perché è praticamente in svantaggio con tutte. Allora, ci possiamo fermare intanto su questo primo? Ci fermiamo qui, dobbiamo fare la pubblicità, torniamo fra molto perché c'è un'altra schermata ancora da vedere, così capisco che a casa è difficile digerire tutte queste combinazioni. Di Naomi, meno male che c'è Naomi, Pataneggia il mal di testa. Già ce l'ho. Fermiamoci, la pubblicità dopo. Allora, abbiamo fatto un giro di Moment, abbiamo fatto un giro di aspirina, quello che serviva per il mal di testa. Riprendiamo la nostra discussione. Alle ipotesi più negative. Abbiamo visto prima le ipotesi in cui il Catania si salva. Adesso andiamo a esaminare le ipotesi in cui il Catania fa i play-out. Ve lo dico, possiamo fare una considerazione ragionata piuttosto che di numeri, sì. Ma ci rendiamo conto che ci siamo andati a cacciare in una situazione talmente tanto grave che comporta
una serie di calcoli che ci riporteranno, Alessandro, Angelo, indietro di 20 anni. Cioè sabato si va allo stadio con la radiolina, si va allo stadio con gli smartphone a cercare le dirette, si va a cercare l'algoritmo per capire quello che sta succedendo. Ed è una situazione talmente grave che se ne è accorto Alessandro 2 mesi fa, cioè siamo accorti via via cammin facendo, ed è assurdo che questo gruppo di giocatori abbia fatto finta di niente e chi li avrebbe dovuto dirigere in termini generali oggi, solo oggi, si sia reso conto del disastro che può accadere in questa partita, che però io penso che abbia un solo risultato. C'è un messaggio per te che ancora deve andare fuori, però deve andare in onda, nel senso il nostro serpentore dice che più che un avvocato tu sei un professore, perché stasera stai tenendo una lezione così complicata. Purtroppo, ripeto, siamo arrivati, come diceva Angelo, a un punto che è veramente delicato. Credo che stamattina all'anteprima con la pranzo abbiamo detto all'anteprima con che questo è il picco di difficoltà, il momento più difficile, la situazione più complicata che si il Catania passa dall'impegno apparentemente più semplice per chiudere i conti a quello più difficile per uscire dalla palude rispetto a tutte le altre concorrenti, perché la partita Catania-Benevento è certamente la peggiore che al Catania potesse capitare adesso con questa classifica. Che la partita di ieri si sia preparata in termini generali, perché abbiamo sempre sottolineato le responsabilità, l'inesperienza della dirigenza, abbiamo sempre parlato dei voti agli allenatori che si sono poi via via susseguiti, sono 3 che ne hanno fatti fuori questi giocatori del Catania, però poi in campo ci vanno loro e in campo ci va la squadra. Ora io non penso che ci sia bisogno di un mental coach per far capire che la partita di ieri diventava determinante, ed è assurdo che nessuno, dico nessuno, abbia compreso il pantano dove si stava andando a finire contro una squadra nella partita di ieri che veramente ti aveva consegnato le chiavi dello stadio, ti aveva consegnato le chiavi della partita. Ma questa stessa squadra comunque è riuscita a farti 3 gol. Le considerazioni stanno a zero da questo punto di vista. Non poteva non farli. Se gli dai praticamente area libera, cioè mica puoi aspettarti che la squadra non ti importa. Alessandro, torniamo all'altra grafica, perché poi ci dobbiamo fermare a riflettere ancora, cioè no, a riflettere, a rasserenare il cervello, ci sono le pagelle, abbiamo i cugini, abbiamo i messaggi da casa. Velocemente andiamo a esaminare le possibilità attraverso le quali il Catania va a disputare i play-out. Scenario più nefasto: il Catania disputa i play-out se pareggia, la Turris vince e il Potenza pareggia, ma il Catania disputa i play-out anche se perde con il Benevento, arriva a 42 punti con Potenza e Monopoli, la Turris vince a Brindisi e il Monterosi batte il Foggia. Perché in quel caso, scusa Naomi, si accorcia il gap dei 9 punti nel caso in cui il Monterosi batte il Foggia, è perché il Catania è in svantaggio nei confronti diretti col Potenza e il Potenza porta dentro questa ipotetica avulsa anche col Monopoli i 4 punti che ha fatto contro il Catania, quindi sarebbe in una posizione in ultima posizione in questa avulsa. In tutte le classifiche avulse, cioè quelle tranne Monopoli, Catania, Turris, il Catania è secondo in questa avulsa col Monopoli primo e la Turris ultima, ma in tutte le altre ipotesi di classifica a più squadre è sempre ultimo, comunque non gli fa gioco. Vai Naomi. Catania disputerà i play-out anche laddove perdesse arrivando a 42 punti con Potenza, Monopoli e Turris e il Monterosi battesse il Foggia. Poi il Catania disputa i play-out anche nello scenario in cui perde con il Benevento, arriva a 42 punti con Monopoli e Turris e la Virtus Francavilla non perde a Potenza. Mentre se perde con il Benevento, Potenza e Turris vincono, il Monterosi batte il Foggia, il Catania disputa i play-out. Quindi complessivamente abbiamo esaminato tante possibilità. Allora, con la vittoria è sicuro che si salva. Col pareggio abbiamo visto 6 ipotesi di salvezza e un'ipotesi di play-out. Con la sconfitta abbiamo visto, mi pare, 2 ipotesi di salvezza e 1, 2, 3, 4 ipotesi di play-out.
Posso dire una cosa? Sì. Spero, Alessandro, che tu a scuola fossi quello che passava il compito di matematica, perché sei un piccolo genio. Questi calcoli che tu hai fatto, chapeau, laurea d'onore, ma non lo so che dobbiamo fare. No, però un'ultima cosa, Sì. e poi facciamo lasciamo pubblicità, questo poi facciamo pubblicità. proprio sull'ultima schermata. Sì. Il discorso Avellino-Benevento hanno dato a doppio filo, nel senso che Angelo prima correttamente parlava di ritorno agli anni 80, radioline, smartphone, eccetera. Sì. È chiaro che Negli anni 80 non c'erano gli smartphone. è chiaro che a parte la Oggi variabile smartphone, Esatto. a parte la oggi ci vuole variabile l'intelligenza artificiale, a meno che non ti metti Alessandro vicino, Accanto. non abbiamo, ma altrimenti ci vuole l'intelligenza artificiale. Tornando alla schermata di prima, volevo appunto ribadire un concetto molto importante, il fatto che Avellino e Benevento in questo momento viaggiano su un binario parallelo. Allora, al di là della considerazione che abbiamo fatto prima sul Taranto, no? Sul -4, il collegio di garanzie e ricordo, vabbè, restiamo su Avellino-Benevento. Sì. È chiaro che se l'Avellino, che gioca in casa col Crotone, è ormai qualificato matematicamente ai playoff e quindi sostanzialmente l'impegno del Crotone sarà relativo nella partita di Avellino. Settima posizione, ottava o no, Non cambia ben poco. Sesta cambia ben poco. Quindi se l'Avellino dovesse passare in vantaggio al Partenio sul Crotone e magari raddoppiare già nel primo tempo, è chiaro che al Benevento viene meno un riferimento che è la possibilità di superare in classifica l'Avellino, perché se arrivano a pari punti l'Avellino è secondo e il Benevento è terzo per i confronti diretti. Ok, quindi se la partita al Partenio si mette in un certo modo, fisiologicamente, non stiamo parlando di comportamenti antisportivi, stiamo parlando di quello che... Mi ricordo un Catania-Roma e Parma-Inter. Parma-Inter. Mi sembra un po'... La traslazio ci sta No, mi ricordo Però, quando fu annullato il gol di Martinez, Esatto. tu urlavi gol, ma il gol era stato annullato. allora, Non ricordo la partita più importante parallelamente a quella del Catania è Avellino-Crotone, a mio avviso. Beh, Alessandro, con questo ci fermiamo. Angelo, Avellino Crotone, ci dobbiamo fermare. Pubblicità e dopo abbiamo gli ultimi 10 minuti di trasmissione. Finita? È finita la trasmissione, Angelo. Allora, prima di riprendere con le pagelle, e quindi torniamo un attimo a pagelle che saranno veramente con voti le peggiori dell'anno. Le peggiori dell'anno. Vado da Naomi, non so se è già in grado di farci vedere una cosa, ma è un sorrisino così. No, è una cosa seria, perché questo è lo seria. stato attuale di tutti coloro i quali sono davanti alla televisione. Hanno sorbito i calcoli di Vagliasindi, i discorsi di Pataneta, e Grecia è partito oggi, non lo so più, guarda i capelli bianchi. Questo è il nostro telespettatore che praticamente ci ha mandato. Allora, il che messaggio... sembra un po' cinese, è cinese questo. Sì, il messaggio è, a corredo di questa foto, non è stressante essere tifoso del Catania, lo afferma Saro, 23 anni. Vabbè, anch'io avevo. Meno male. Grazie a Sara. Allora, torniamo invece alle pagelle. Vediamo le pagelle di ieri e partiamo dal migliore. C'è stato un migliore, Alessandro? Sì, dai. C'è stato un migliore ed è stato proprio lui. Il grande assente, il grande escluso. Pietro Cianci con voto 6,5. Vagliasindi scrive: non basta dimostrare di essere da un mese l'attaccante più in forma e continuo in rosa per meritare una maglia da titolare. Siede in panchina per un tempo, quello in cui il portiere del Sorbo si dedica al cruciverba. Nella seconda frazione, con lui in campo, trasforma in gol gli unici 2 palloni giocabili in aria. È il mistero della giornata. E adesso andiamo a un felicissimo campetto con dei voti da sogno o da incubo, direi, perché partiamo col voto attribuito a Zeoli, bel 3, Albertoni 3, Monaco 3, Chiarella 6, Contec 3, 3 anche a Celli, ma 3 anche a Castellini, Zammarini, Quaini, Welbeck, Cicerelli e Chiricò. In attacco 3 anche a Di Carmine e Marsura. Ah, almeno numeri facili. 6,5. Ciacci 6,5, come già detto all'inizio di questa parentesi. Bene, bei voti, complimenti, bravi, avete studiato. Abbiamo visto le pagelle, subito. Complimenti a loro. Subito le contropagelle, così. E poi vediamo il prossimo avversario che da temere, ragazzi. Dai, vediamo i cugini con le contropagelle. Catania, tu sei la
la gioia della nostra città. A Bettoni senza voto. Potti pensare, forse se restavasi disoccupati era meglio. Condek senza voto. Hai visto sciangate quelli più forti. Monaco senza voto. I suoi problemi principali non sono attaccanti avversari, ma i suoi compagni di squadra di lavoro. Scelli senza voto. Io non ci occupa Lucarelli. Castellini senza voto. Sivessi Macariddu. Sammarini senza voto. Recuperato in extremis era meglio che si stava a casa. Saimi senza voto. Distrutto. Webbeck senza voto. Carosi. Cicerelli senza voto. Niente genio, solo sregolatezza. Massura senza voto. Passo Massura d'inizio stagione, che imita il se stesso anniato con in più il fatto che si fa ghettare fuori. Di Cammine senza voto. Ma il problema che lo affligge è l'alluce o i gaddindeperi. Chiricò senza voto. Ho qualcosa da dire? No, non ho niente da dire. Chiarella 6. Meglio un Caruso che aveva Lia con un anno canto campo passia. Cianci 6,5. Tipica dimostrazione che su tutti pare vendissero magari solo un poco di voglia e valia. Si potesse magari più pareggiare. Zeoli senza voto. Io come un auci tutta sta situazione non sa merita. Allora abbiamo sentito e vediamo anche i cugini. Tutti senza voto perché giustamente non abbiamo giocato, quindi è inutile. Visto che ci stiamo appigliando a tutto, anche ai risultati di altre squadre. Ti sentiamo un po' lontano. Adesso... alza la voce. Visto che ci stiamo... Visto che ci stiamo appigliando a tutto, anche ai risultati di altre squadre, chiediamo a Patanè se sabato per l'occasione può rispolverare il giubbotto verde. Quello verde ci proverò, ce lo portiamo allora, visto che è stato un portafortuna. A me, ormai ci appelliamo a ci provo. Anche se c'è caldo. Oppure lo diamo a Zeoli. Magari, forse, probabilmente. A Zeoli ci vuole il corno rosso. Un giro veloce di messaggi prima del Benevento. Ecco, tu ti immagini quello che è accaduto durante il nostro momento di calcoli astrofisici? Scrivono, Comuni finivo, vorrei che tutta la squadra dinanzi a me per chiedergli se si rendono conto di quello che hanno combinato, ma mi facistro furiare tutta la testa uso il tuppettoro. Il Catania fa i playoff solo se vince. Buono più, scrivono. Tutto ciò è pazzesco, per fortuna c'è Naomi che addolcisce la pillola, Massimo può andare la pillola, me la so presa io per il mal di testa dopo tutto ciò. Dispiace assistere a un'annata sventurata come questa. Spero in un solido progetto tecnico per la stagione che verrà. Sempre Forza Catania, Jessica da Nesima. Buonasera, vi risulta che i giocatori abbiano chiesto il premio salvezza? Anche? Direi io? Permettetemi, no, perché... vabbè. Angelo, con questa squadra anche il mental coach Sinni Scappau. E per il momento mi fermerei qua. Sì, grazie, vediamo il Benevento. Sì. Così magari cerchiamo di capire questa squadra. Alessandro. Vediamo, perché è una squadra che a mio avviso ha la rosa più forte di tutto il girone. Soprattutto in attacco a una batteria di attaccanti, perché con ha avuto alcuni momenti della stagione andata in blackout, sì, ma però con l'avvento di Gaetano Oteri ha fatto un girone di ritorno strepitoso, ha perso solo 2 partite, per un periodo di campionato ha avuto 4-3-3 riconoscibile, 3-4-3 ha rilanciato Ciano, aveva rilanciato anche Ciceretti che poi si è infortunato e non sarà disponibile al Massina, si è infortunato ad Avellino. Vediamo le ultime prestazioni in campo esterno del Benevento. La partita Potenza-Benevento finita 0-2, poi ancora la vittoria contro il Giuliano per 1-2, pareggia col Monterosi per 1-1 e perde contro l'Avellino per 1-0. Migliori marcatori delle 18 partite disputate in casa sono stati Lanini con 7 gol, Ciano con 5 gol e Ferrante con 5 gol. Ancora il Lizza per il secondo posto, conquistabile facendo almeno un punto in più dell'Avellino nell'ultimo turno. Sicuramente è uno dei tecnici siciliani più in auge. Ha vinto tantissimi campionati, ha avuto un paio Pro, di stagioni di flessione in cui io ci ho giocato contro col suo Siracusa e con il mio Adrano abbiamo fatto
un pareggio in casa nostra e poi noi abbiamo agguantato la zona playoff. Un grandissimo insegnante di calcio col grande polso. Io l'ho avuto come tecnico al Catania 93. Sarebbe stato allenatore del Catania se il gruppo maestri avesse vinto il bando sicuramente un la grandissimo insegnante di calcio, ma anche con un carattere molto forte, sa gestire e guidare grandi personalità. Nessuno sconto al Catania, questo è poco ma sicuro. Conosco Gaetano Auteri, so la capacità e la professionalità, proprio per questo motivo non penso che a differenza di quello che saggiamente ha detto Alessandro, saranno lì a guardare l'esito dell'altra partita, perché reputo che intanto, a differenza del Catania che la giocherà con una radiolina, è l'errore peggiore che in questo momento può fare Zeoli e la società, è quello di dire potrebbe anche bastarci il pareggio e quindi guardiamo quello che succede altrove, invece la partita del Catania deve cercare di vincere punto e basta, come farà la squadra di Auteri. Vengono qua, non ci faranno sconti, così come nel calcio deve capitare, deve succedere. Lo dico perché conosco le squadre di Auteri, le abbiamo affrontate parecchie volte e tutte le volte che non gli è andata bene Auteri a Catania lui ci è rimasto sempre particolarmente male. Non Staff tutto siciliano, Angelo. Sì. Preparatore atletico Peppe Di Mauro che l'anno scorso ha collaborato con il Catania, e allenatore in seconda è Loreno Cassia. Tutte e due sono stati uno compagno di squadra e uno un mio calciatore. Attenzione perché può saltare il banco se il Catania perde questa partita e va ai play-out, può saltare il banco in termini generali perché sotto la lente di ingrandimento non c'è soltanto Zeoli, è normale come succede in una società di calcio, in una società per azioni, in una società che comunque gestisce patrimoni e che deve cercare di ottenere e di massimizzare i risultati. Sono tutti sotto la lente di ingrandimento, per lì ci mancherebbe Padanè se non lo fossero. 14.000 chilometri, ma non è un fesso. Padanè, una riflessione di un nostro telespettatore per chiudere, ma 30 secondi, al 30° secondo ti stoppo, ma io ho finito. Mai una parola e mai un'osservazione abbiamo detto, forse questo telespettatore è stato molto attento, sui ruoli di Lodi e Pantanelli che dovevano servire da collante. Non ne abbiamo parlato e non lo abbiamo detto, ma Lodi e Pantanelli sono uno il team manager, che è Pantanelli di questa squadra, un team manager che ha preso il posto di Marco Biaggianti alla prima sua esperienza. Abbiamo parlato in generale di un'esperienza generale. Lodi è un dirigente senza qualifica all'interno di questa società, sappiamo che l'uomo... Però l'osservazione è che fa il telespettatore, ma potevano fare da collante, potevano servire da collante? Evidentemente anche questo esperimento è stato un fallimento, perché ci troviamo di fronte a due personalità che non hanno, la volta scorsa parlavamo di studiare o di avere esperienza in quel ruolo, non hanno né studiato né hanno finora esperienza in quel ruolo, nessuno. Abbiamo superato i 30 secondi, grazie Padanè per la tua osservazione, abbiamo critica. Accontentato il telespettatore. Attenzione, è una considerazione alla luce dei risultati. Basta. Se fai bene, anche senza esperienza e senza aver studiato, tutti non posso che applaudirti. Ma dall'audio sembrerebbe altro. Basta. Beh, ragazzi, non possiamo riaprire la trasmissione, ci fermiamo qui per stasera. Ne facciamo un'altra? No, la facciamo la prossima settimana, la faremo sempre di lunedì, anche se si gioca sabato alle 18:30. Noi torniamo con Corner lunedì prossimo, mentre invece per quanto riguarda la programmazione, venerdì c'è la preview con Marco Carli, domenica alle 18 Padanè comincia diretta stadio, sabato scusami, sabato alle 18, hai ragione Padanè, sabato alle 18, oggi di notte sabato alle 18 c'è diretta stadio. Meno male che ci sono io. Meno male che c'è Vagliasini. No, se no arrivavamo allo stadio un giorno dopo, era tutto finito. Trovavi chiuso. Grazie a Naomi. Grazie a voi. Grazie a Carlo Breve. Grazie a Alessandro Vagliasini. Grazie ad Angelo. Scusatemi, vi chiedo scusa. Bravo, per averci fatto venire il mal di testa. Devo ringraziare anche i cugini, ragazzi. Stasera era una serata difficile, complicata. Grazie a voi. Con Corner tutti su Netflix. Basta. Ci vediamo su Telecolor con Corner lunedì prossimo alle 20:45 come sempre. Buona serata, fra poco c'è il TG.